hanno alcuna V nei loro nomi, non c'entrano con i calciatori, però ricordo che il cantante una volta giocò a pallone e tutti urlavano vai, 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 e io ho creduto si chiamasse Vai e quindi calciatore. Calciatore con la V. Abbiamo qualcuno al telefono. Pronto? Oh! Ma guardi, lei non ci crederà. Lei non ci crederà. Ecco, lei non ci crederà. Ma questa mattina ero con Elia e stavo parlando. Elia è è una persona che lavora qui alla radio. Elia dei profeti. No. Lavora qui alla radio stamattina. La gente vabbè, ma io non le ho chiesto un commento, le sto soltanto. Ma no, io le sto soltanto facendo presente e la sto rendendo partecipe del fatto che questa mattina con Elia parlavamo di lei. Che bello. Pensi? Sì. Che sono frescavo una ricca. Orazio, capisci? Mica mi frescavo una ricchi. Mica parlavano di me. Cosa diceva? Ma lei, guardi, per non sbagliare, si misuri la pressione. Niente di male comunque. Dicevamo insomma che da tanto tempo che non si faceva sentire dalla Catalla. E mica siamo lontani, lontani. Lo sai che noi abbiamo questa nuova passione, la pesca. La pesca, sì, ne parlavamo. In questo momento siamo nei mari di Norvegia. Stiamo pescando qua. Ma cosa pescare? Cioè, come pescare? Nei fiordi si pescano, i fiordi fragola. Si può pescare nei fiordi, scusi. Allora ascolti. Era una battuta. Sì, vabbè, questo l'ho capito. Non è da lei, però mi sa che anche lei perde ogni tanto un po'. Da casa stiamo pescando, sai che bello, meraviglioso, la fine del mondo. Deve pensare che abbiamo pescato qualche 44 kg di bastoncini Findus. Già pronti? Certo, case piscono questa maniera. Ma davvero? Certo, già congelati. Senza Capitan Findus? Ma quale Capitan Findus? C'è Orazio che è il numero uno, Orazio è preciso, sai? Bravi. Orazio c'è un mostazzo un po' brizzolato, no? Senta lei che ci posso dire, il comandante del Titanic. Sì, ho presente. Si mette nella prua della nostra barca. Incredibile. Si mette a capare, vuol dire Leonardo DiCaprio. Incredibile. Veramente pare Peppino DiCaprio, giusto? Però voglio dire, si mette a dare, si picchia tutto bello vento. Ora che in Norvegia, freddo e Parigi, c'è la banchisa di ghiaccio. No, aspetti, non ho capito. Cioè, voi siete in Norvegia, che c'entra Parigi, scusi? Parigi, scusi, no, avevo sentito. No, avevo sentito male. E quindi abbiamo pescato, a cavo pisci e direttamente congelato. Bello. Come si può pescare un stocco direttamente? Non è che ci sono i merluzzi, si pesca lo stocco direttamente, un baccalaro già aperto, già seccato, oppure congelato. Ma senta, ma lei è sicuro che sta pescando nel posto giusto? Certo, cioè, sicuro, no? Abbiamo preso anche un calamaro, un calamaro di 19 anni. Valerio si chiama. No! Come riuscivo a cominciare a cantare una camorria, c'è da mandare un colpo di mazzolo dalla testa per farlo smettere. Va bene. Orazio, c'è un colpo di mazzolo prima che schiccia. Scusi, per curiosità, cantava in italiano o in norvegese? In italiano. Ma perché se lo chiede calamaro fuori via? Vabbè, sì. Calamaro fuori via, capita, sempre si trovano. Capitano. E ora qua abbiamo un problema però, il problema è che qua un fuoco non si allume. Certo. Fritto di imbecilli, non solo, non scura mai, non scura qua, non va a fare. Come si suol dire? Una giornata non scura mai. Non scura, ma come fare? Effettivamente, ma è strano, come mai? Ma poi io mi chiedo, cioè come siete arrivati lì intanto? Lo sai, mi chiama la vacca, non è, se mettevo da capolini. Cammina. Stiamo arrivando. Passiamo un scritto, bicchiere da, e all'improvviso non troviamo, andiamo. Prima stavo babbiando, non era la Serenetta da Copenaghen. No! Passavo davanti a Danimarca, no? Vabbè, capisco che insomma non era un problema perché la rimettevate su subito in 448. Che osservazione inutile. Beh, certo. Il problema è che qua in Norvegia un fuoco non si alluma, è una camorria. Beh, effettivamente, ma poi lo dico, io dico, in tutta la Norvegia non si trova un accende carbone, ma è normale. Che ne devono fare? Ma manco un po' di diavolina, niente. No, che se ne fanno loro. No, che se ne fanno? Ma che ne arrostano? Vabbè, ma potete per esempio utilizzare un forno a microonde. Scusa, amico, c'è uno che amico, ma che cacca, la rostita qua? Ecco, chiede informazioni. La lavariglia. Ecco. La lavariglia. La graticola. Come si chiama? Graticola. Avete graticola? Barbecue. Come? Avete barbecue? Ecco. Sì, mi stai dicendo una parola, non credo che lei no, per carità. Barbecue in No, per carità. Si procuri comunque un qualcosa a microonde, mi credi? Io penso che tornavo perché è troppo freddo. Effettivamente. Quando va mare bello da capolina, zizza. Ma che fa, stiamo giocando? Ma poi che non do pesce spada non c'è nero. Sì, però vuol mettere la comodità, lei dal mare tira su, insomma, il pesce già bello, pulito, confezionato col codice a barre, insomma.
insomma. Io danno. E poi scusa. dopo arriva un botto e ti fanno pagare. Questo effettivamente, ma non credo. È un supermercato galleggiante questo. Ma non credo che manchi a voi, insomma, cercare il modo per poter bypassare questa situazione. Ma Eventualmente. Sanremo come finivo dopo Sanremo? Allora, siamo lontani. Non guardi, ha vinto un artista abbastanza giovane. Come si chiama? Si chiama Valerio. Come Calamaro? No, Quello che pescavano mai. no, quella sarà stata una coincidenza. Cioè, lei ha pescato. Secondo. Allora, secondo si è classificato un trio. Ecco. E allora... Morandi, Tozzi e Ruggeri. Esatto. Non è proprio così. Però, Orazio, c'è vincero Pupo, Morandi, Tozzi e Ruggeri. Cioè, se gli dico Pupo, questo insomma. No, Pupo. No, ascolti, il trio in verità, però aspetti, glielo dico, era formato da Pupo, poi c'era il tenore Canonici. Come? Canonici. Io qui. È un tenore. Ma non ha fatto film? Ma no, ha fatto gli LP? No, Canzoni, niente. Canzoni, sì, ci mancherebbe. E poi c'è anche presente Emanuele Filiberto? O principe? Sì. E che fai? Cioè, oltre a fare Cantando sotto le stelle, anzi Ballando sotto le stelle, scusi, ha partecipato al Festival di Sanremo. Ma voi? Il principe insieme a Pupo. Sì, insieme a Pupo. Ma che mi stai dicendo? No, ma davvero. Non dici ste picchiate. Infatti io non volevo dirgli. Io non volevo dirlo. Vuole fare credere che ha cantato Filippetto. Sì. Cantava una canzone a Sanremo. Sì, tra l'altro. Hai scelto, ora io picchia. Allora perché non facciamo cantare magari a Lippi, l'allenatore della nazionale. Avanti. Guardi, ascolti, non so se è una coincidenza, però ha cantato anche Lippi. Ma quando? Sì, il venerdì, insomma, è stato testimonial di questo trio. Cioè, Orazio, metta a modo, trasferiamo in Groenlandia, in Natale non ci torno più io. Arrivederci. La saluto, in bocca al lupo, la saluto. Io sono sto bollettino.